24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Non ce l'ha con Roma né tantomeno con i romani il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che nel dopo giunta odierno ha precisato la sua presa di posizione contro il decreto Roma Capitale, con il quale il governo Monti ha iniziato la propria attività. Ce l'abbiamo su con gli apparati, con questo sistema che si sta sostanzialmente rigenerando, che vuole dare vantaggi a Roma Capitale e tralasciare tutto quello che sono le richieste da parte di tutti gli altri comuni a livello nazionale e le richieste che vengono dalle nostre regioni. Un decreto che dà libertà di movimento su moltissimi fronti al sindaco di Roma, creando una sperequazione nel panorama nazionale. Si parlerà anche di questo quando i presidenti delle regioni incontreranno direttamente il neopresidente del Consiglio. La verità è che il presidente Monti dal Veneto avrà solo una richiesta, che è quella di fare federalismo e autonomia. Noi abbiamo l'obbligo di portare le istanze di Veneti e un obbligo uguale poi cercando di portare a casa dei risultati. Noi ci confronteremo con i dati concreti, con le richieste, portando il bagaglio di una regione che contribuisce moltissimo alla ricchezza nazionale. Pensiamo solo a un fatto che se le nostre tasse restassero sul territorio, qui da noi i problemi che oggi noi abbiamo non li avremmo, il che significa che siamo anche molto solidali a livello nazionale. 38 persone indagate, di cui 3 raggiunte da misure cautelari e restrittive della libertà personale. Questo è il bilancio di un'operazione ribattezzata Free Pass condotta dalla Guardia di Finanza di Rovigo, che ha permesso di colpire un'associazione criminale dedita al favoreggiamento e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine delle Fiamme Gialle è iniziata da un normale controllo fiscale in un laboratorio tessile di Occhiobello, nel Rodigino, dove erano stati identificati 3 operai cinesi risultati beneficiari della procedura di regolarizzazione meglio conosciuta come sanatoria per colf e badanti, procedura viziata, secondo i rilievi dei finanzieri, dall'utilizzo di falsi contratti di lavoro come colf o badanti. È stato chiuso un accordo tra Regione Veneto, ANCI e Unione delle Province che prevede l'erogazione di ulteriori 30 milioni di euro in favore degli enti locali che si vanno ad aggiungere ai 40 milioni già assegnati a fine ottobre. Si tratta del patto verticale di stabilità. Praticamente la Regione cede del patto che risparmiamo sulla spesa corrente e lo deve cedere agli enti locali. Quindi noi diamo una possibilità di spesa agli enti locali che adesso invece non possono farlo perché hanno un patto di stabilità piuttosto restrittivo e quindi non possono utilizzare le risorse che hanno in cassa. Sono circa 170 i comuni interessati con più di 5.000 abitanti e 7 le province che dovranno spedire la documentazione necessaria in regione entro venerdì prossimo per poter procedere già dal martedì successivo con la delibera di chiusura e inviare al Ministero le relative notifiche. Mi auguro e spero che appunto questo serva a pagare impegni, imprese, stati di avanzamento che i comuni avevano fatto e che non potevano pagare avendo soldi in cassa nei confronti del sistema produttivo veneto, quindi mi auguro che appunto sia un sollievo perlomeno rispetto a tante difficoltà finanziarie e economiche che hanno adesso le imprese del Veneto. I parametri di ripartizione saranno gli stessi applicati con la delibera di ottobre per la prima assegnazione. Un 30% dell'ammontare totale verrà suddiviso fra tutti gli enti che hanno fatto richiesta e poi un 70% viene invece ripartito in base al volume di cassa che questi comuni hanno nelle loro disponibilità. Oggi facciamo sintesi dei lavori e delle ricerche condotte dalle regioni della pianura padana per individuare delle linee guida compatibili rispetto ai vincoli della cosiddetta direttiva nitrati. Dobbiamo andare oltre le deroghe accordate per costruire azioni positive che diano tranquillità alla nostra zootecnia.
Lo ha sottolineato l'assessore all'agricoltura del Veneto Franco Manzato, nell'introdurre ieri la riunione promossa a Venezia dal Ministero dell'Ambiente e dal Veneto con le regioni padane sui delicati temi dei nitrati e dei reflui zootecnici, alla luce delle normative europee. Nell'occasione Veneto Agricoltura ha presentato i risultati del progetto Rieducare Flui, finalizzato all'attivazione di tecniche e strumenti capaci di ridurre in maniera significativa l'incidenza degli inquinanti zootecnici nel territorio il cui bacino sversa le sue acque nella laguna di Venezia. È scattata nel pomeriggio di lunedì ed è proseguita per tutta la notte l'operazione di prevenzione condotta dalla Questura di Padova contro la piaga della criminalità clandestina e dello spaccio di stupefacenti in città. Decine di agenti di polizia sono stati impegnati in un servizio straordinario con il supporto di equipaggi del reparto Prevenzione Crimine messi a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Anticrimine. Sono stati setacciati vari quartieri cittadini, tra cui Stazione, Borgomagno, Arcella e Stanga. Sono stati individuati numerosi stranieri, 23 dei quali sono stati condotti in questura a disposizione dell'ufficio immigrazione. Tutta questione di etichetta. Ferrero dovrà cambiare le indicazioni su tutti i barattoli venduti in Germania. Secondo i giudici le indicazioni sulle confezioni mentono. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.